Laura Pausini, lato destro del cuore su Studio 90 Italia, buongiorno a tutti, bentrovati ancora una volta. Oggi parliamo di un argomento davvero molto interessante che riguarda i commercianti e non solo, vento del cambiamento, della tecnologia digitale e su questo universo dell'arte che cerca di mutarla irreversibilmente. Si parla proprio di Expo della Pubblicità, questo evento fieristico in programma fino al 12 marzo 2017 presso Etnafiera, Etnapolis, Belpasso, Catania. E un altro punto di riferimento sicuramente per le aziende. Abbiamo sentito Piero Ambra e sentiamo cosa ci ha detto proprio di questo Expo della Pubblicità 2017. L'Expo della Pubblicità ormai è un punto di riferimento non solo per Sicilia, Calabria e Malta, ma per tutto il centro-sud Italia. Ormai la 11ª edizione, anche se nei preparativi è sempre, io dico, un matrimonio col taglio del nastro. Detto questo, la 11ª edizione verte sempre sul discorso di pubblicità in genere, gadgettistica, grafica e quant'altro, ma in particolar modo quello che è il futuro mondiale, che è sicuramente il digitale. Il digitale ci porterà sicuramente molto lontano, è da qui che dobbiamo partire e facciamo anche dei seminari in questo senso, perché l'investimento dell'Italia è assolutamente il 10% di quello che sono gli altri paesi europei. Ecco, partiamo da questo, perché non sarà soltanto un discorso espositivo di oltre 200 aziende e ci aspettiamo in tanti gli operatori del settore, che l'anno scorso sono stati oltre 4.000 presenze. Onestamente partiamo da qua, ritorno sul discorso del digitale per dire dobbiamo fare investimenti, dobbiamo fare più investimenti, le risorse ci sono, perché gli investimenti nel digitale ci porteranno sicuramente ad essere leader anche a livello mondiale. Quindi appuntamento da non perdere assolutamente con Expo della Pubblicità, vi ricordo fino al 12 marzo presso Etnafiere Etnapolis di Belpasso, Catania. Noi torniamo tra poco, intanto musica.